Un'immagine miracolosa è apparsa su un fazzoletto utilizzato da Padre Pio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio farvi vedere un'immagine veramente straordinaria che ha anche operato dei miracoli a coloro che si sono soffermati a pregare davanti ad essa. Il tutto è incominciato quando Padre Pio era in vita. Un giorno andò a fargli visita uno dei suoi devoti figli spirituali e, Padre Pio, stava sudando molto, per cui, chiese appunto a questo suo figlio spirituale un fazzoletto per detergersi il sudore. A un certo punto, questo fedele poi, tanto devoto, di Padre Pio, si accorse dopo essere tornato a casa che, su quel fazzoletto era apparsa un'immagine miracolosamente. Che cosa rappresenta questa immagine? Adesso ve la mostrerò. Ognuno diciamo che può vederci un po', quello che vuole, nel senso che sembra l'immagine del volto di Gesù, però, potrebbe anche essere un'immagine del volto di Padre Pio. Cioè in questa immagine sembrano mirabilmente fusi sia il volto di Gesù che il volto di Padre Pio. Coloro che hanno esaminato ai tempi questo fazzoletto, hanno detto che ha molto in comune con, il telo della Sacra Sindone, l'immagine che si può rilevare appunto su quel telo. Perché? Perché, anche in questo caso, nel caso di questo fazzoletto, l'immagine che vi si è riprodotta, non ha alcuna spiegazione scientifica, sembra quindi essere, un'opera, sovrannaturale. Perché, questa immagine che vi sto per mostrare, ha molte affinità con la sindone? Perché, come è accaduto, nel caso della Sacra Sindone, l'immagine che noi vediamo non si è formata perché è stato usato un colore sulla tela o sulla stoffa. L'immagine si è formata perché in quelle zone è venuto piuttosto a mancare il colore, cioè quella zona praticamente si è, decolorata, le fibre hanno perso il loro colore. Ed è stato proprio, per questo, cioè per la perdita di colore delle fibre, che l'immagine ha potuto, formarsi. Ecco che, molte persone, quando il fazzoletto è stato poi riportato a casa da questa famiglia, hanno potuto ammirarlo, osservarlo. Molti accorrevano a casa di queste persone per pregare davanti a questa straordinaria, reliquia. E in particolare una persona, sulla sedia a rotelle, pregò, con grande fervore davanti a questa reliquia, utilizzata appunto da Padre Pio per detergersi, e poco prima che se ne andasse il proprietario, di questo fazzoletto, gli disse, che la volta successiva egli, non sarebbe più tornato in sedia a rotelle, ma sarebbe tornato ad adorare questa reliquia sulle sue gambe. Ebbene, è proprio quello che accadde, perché, questa persona disabile guarì miracolosamente e la volta dopo tornò a casa di questi signori a pregare e ad adorare questa reliquia camminando proprio sulle sue gambe. Dopo la morte dei proprietari di questo fazzoletto, marito e moglie, la reliquia passò, dalle mani di una loro parente alle mani di un amico, di famiglia. Da allora di questo fazzoletto non si seppe più nulla. Molti però pensano che, sia custodita dai frati francescani di una non precisata città. Bene carissimi, allora io adesso, dopo tutto questo discorso che spero vi abbia incuriosito,
Vi lascio alle immagini che vi mostrano questa straordinaria reliquia di un fazzoletto utilizzato da Padre Pio per detergere il proprio sudore e su cui si è formata questa immagine miracolosa in cui si può vedere sicuramente il volto di Cristo, ma anche, a ben guardare, il volto dello stesso Padre Pio. A presto carissimi, santa meditazione e santa preghiera.